Allora, è con vero piacere e onore avere qui stasera Marco Bellocchio, che ha accolto favorevolmente l'invito dell'Arsenale e dell'UAR a venire a discutere del suo film. Mi sembra veramente inutile, diciamo così, presentare Marco Bellocchio, perché è un regista che sicuramente tutti voi conoscete, cioè in 30 anni, no, forse no, di più, 65 il primo film, quindi è una carriera lunghissima, costellata di successi, di premi, di film che comunque hanno sempre suscitato polemiche, oltre che consensi ovviamente, e per il loro impegno sui temi sociali o individuali o politici. Questo film, come avete visto, non si sottrae a tutto questo. Sono film che fanno pensare, che fanno riflettere, che lasciano sempre degli interrogativi, e quindi, come ha detto lui quando l'abbiamo invitato, io voglio un incontro reale con il pubblico. E ho detto, vabbè, sono gli incontri che facciamo generalmente noi all'Arsenale, cioè lasciamo il regista in pasto al pubblico, e quindi lo facciamo anche stasera. Ringraziamo Marco Bellocchio, vi facciamo finire di vedere i titoli, dopodiché se volete fare domande, oppure sento Bellocchio se vuole dire qualcosa lui. Una cosa che mi sono dimenticata di dire è che ha avuto l'anno scorso il Leone d'Oro alla carriera, e fare un film del genere, che secondo me dopo un Leone riapre una carriera, e questo è veramente un augurio e un auspicio anche per tutto il cinema e per il cinema italiano in particolare. Sì, io come ho detto prima sono qua, ovviamente ho sono soddisfatto di essere con un pubblico, con una sala gremita. Non sarei di meno se non ci fosse nessuno. Ci ho detto, insomma, la mia lunga esperienza mi ha provato a reazioni di ogni tipo, quindi se c'è qualche domanda cercherò di rispondere, se non ce ne fosse nessuno non mi offenderei, ecco. Grazie. Buonasera, io volevo sapere da cosa era nata questa necessità di raccontare la storia di Eluana, e perché ha voluto mettere come sfondo questa storia e non come che ne so, altri registi che hanno deciso di romanzare storie di questo tipo. Perché lei ha deciso invece di mettere come sfondo? La storia di Eluana, la sua fine, come a tanti milioni di italiani, mi aveva molto, direi, anche sconvolto, ovviamente prendendo una posizione che penso sia riconoscibile, si veda nel film, però ho fatto passare anche 3 anni, non perché io volessi fare subito il film, proprio che avevo bisogno di distaccarmi un po', perché per me un film non può essere soltanto un messaggio politico, non è soltanto l'affermazione di una posizione laica, ma dovevano nascere delle immagini, delle storie. In questo senso la forma del film è proprio in questo senso. Nel momento in cui mi sono venute in mente delle storie che sono le storie del film, dentro quel tempo, dentro quel momento,
mi è parso per me più interessante. Era una libertà che pretendevo da me stesso e anche un rischio, nel senso, queste 3 storie mi sono venute in mente, le ho messe insieme e Eluana è ben presente, invisibile, e anche i personaggi nel dramma di Eluana non sono presenti. Io ne parlai prima di iniziare anche con Peppino Anglaro, che non conoscevo, e lui mi riconobbe questa totale libertà. Poi lui vide il film e lo apprezzò, ma questo è un po' lo spirito del film. Ripeto, non è un film obiettivo, non è un film equidistante, non è un film che vuole accontentare tutti, no, assolutamente. Però io ho preso questo rischio e quindi le reazioni sono state anche abbastanza variegate, ecco. Per esempio anche dal mondo cattolico c'è stato un atteggiamento direi più aperto, anche se contrastato. Lo dico in rapporto ad altri film, penso all'Ora di religione, in cui c'era un atteggiamento più rigido, più intollerante, ecco. A parte certi gruppi, mi pare Milizia Cristi, non so, molto rigidi, ecco, molto. Però lo spirito è uno spirito di libertà, ecco. Di raccontare questi drammi, però attraverso la finzione, attraverso dei personaggi inventati. Ecco. Innanzitutto buonasera. Io volevo dire che in un paese dove al giorno d'oggi il cinema rischia molto di meno, volevo farle i miei complimenti perché lei comunque in questo film ha osato toccare un argomento molto delicato. Io le volevo chiedere se lei prima di questo film ha avuto paura delle reazioni, cosa si aspettava e soprattutto come nasce il coraggio di girare film del genere. Non è che ci vuole molto coraggio. No, nel senso, no, la ringrazio, però noi, cioè, un regista diceva, oh, mi interesserebbe raccontare questa storia. Ho trovato un produttore, delle persone che l'hanno finanziato. A questo punto mi hanno lasciato libero di rispettare la sceneggiatura che loro avevano letto, non è che io ho lavorato in modo bizzarro, inventando di giorno in giorno. E a quel punto penso che ci voglia coraggio più per fare altre cose. Ecco, il coraggio, ecco, e questo l'ho detto ed esce anche dal film, lo dice Servillo a proposito di Peppino Anglaro. Ecco, quello è un uomo coraggioso, un uomo che per 17 anni ha, prevalentemente da solo negli ultimi anni, ha avuto degli alleati, ha combattuto secondo un suo principio, secondo una sua idea, secondo una libertà che era quella della figlia. Quello è un uomo coraggioso. Non è che io mi consideri un vile, però il coraggio, ecco, lo riconosco più nel papà di Eluana. Ecco. Siete tutti Buonasera. Nel registro dei matrimoni viene detta la frase «L'Italia è governata dai morti». La Film Commission dell'Udine è stata chiusa per boicottare il film, ho letto. Si vede in questo film come i politici abbiano condannato la decisione di
lasciare morire Eluana secondo una morte dignitosa. Si aspettava questa reazione dal mondo politico e pensa che da quando è successo il caso Englaro sia possibile una rivoluzione culturale, sociale, che faccia sì che non siano più morti a governare il nostro paese? Sì, quella battuta in Italia quando i morti non è che fosse profetica, perché anche allora avveniva, insomma. Però c'è stato da allora come montata un'indignazione, un'insofferenza che è diventata più di massa di quanto non lo fosse allora, ecco. Ma la commissione del Friuli è un piccolissimo episodio che peraltro non ha avuto delle conseguenze, nel senso che noi ci siamo mossi secondo la legge di quella regione, per cui non hanno potuto negare alla produzione quel contributo, perché noi eravamo assolutamente in regola. Quello che non è che sia una grande novità, ma è un ennesimo esempio di come dei rappresentanti del popolo, non più rappresentati in realtà dal popolo, per continuare ad ingraziarsi un certo potere, che è sostanzialmente il potere della Chiesa, in qualche modo tradiscano anche, mi riferisco alla parte socialista del PDL, la loro formazione laica, ecco. Proprio perché c'è in gran parte della classe politica italiana l'impossibilità di immaginare di poter governare questo paese senza avere il consenso, l'appoggio del partito dei cattolici, della Chiesa. È curioso quello, non è che ha colpito soltanto me, ha colpito me come telespettatore, ma tanti italiani, di come il segretario del PD e anche Vendola si riferissero uno al cardinale e l'altro al Papa, insomma, come ispiratori del... Ma questo non è scandaloso, fa parte, cioè la gente va sempre bene in chiesa, però quella che è quella che si dice la formazione cattolica, l'essere cattolico come potere è qualcosa che aumenta proporzionalmente, in modo inversamente proporzionale a un reale radicamento della Chiesa nell'Italia. Io. Buonasera. A parte la domanda sul coraggio che qualcuno me l'ha rubata, più o meno anch'io la vedo in quel modo, visto che siamo in Italia, non siamo in Spagna, insomma, io la vedo coraggioso. Una curiosità, a volte succedono anche questi episodi, per caso è successo che qualche rappresentante politico le abbia a posteriori, dopo aver visto il film, confessato che sì, qualcosa del genere è successo e che magari ha apprezzato questa sua storia? Ma non risulta. Però, no, è una domanda, non so. No, a me non risulta, però mi hanno detto, perché io purtroppo, scusatemi, non sono un navigatore di internet, ma qualcuno mi ha detto che proprio Bersani consigliava di andare a vedere questo film, suggeriva, l'aveva molto apprezzato e anche il Presidente della Repubblica ha molto apprezzato il film, mi ha telefonato personalmente congratulandosi. No, dall'altra parte no, a differenza, è un dettaglio, però a differenza per loro di religione,
il film non è stato escluso da quella catena di cinema che sono gli ex cinema parrocchiali. In quel caso la Chiesa, non gestendo più questo circuito, però ha un diritto di veto su certi film. In quel caso proibì che venisse l'ora di religione proiettato negli ex cinema parrocchiali. Non ha fatto così in questo caso, lo ha permesso. Però non ho ricevuto da parte di Quagliariello, anche se mi pare che fosse, io partecipai a Gadlerne, al trasmissione di Gadlerne, quando Peppino Inglaro disse appunto, non lo attaccò direttamente ma indirettamente, vidi un volto abbastanza un po' come se si fosse pentito di aver pronunciato quella frase. Salve, le volevo chiedere perché alla fine del film lei ha scelto, diciamo, di non far morire la ragazza tossicodipendente. Cioè, sembrerebbe un messaggio abbastanza chiaro, nel senso che il fatto che il dottore le abbia salvato la vita in quel caso sia stata un'azione positiva, cioè che l'abbia privata in quel momento della sua libertà sia stata un'azione positiva. Direi questo. È chiaro che lì si contrappongono nel dialogo, nel lungo dialogo finale, due libertà. Lui dice: io ho la libertà di ammazzarmi, perché me lo vuoi impedire? E io mi riconosco la libertà di impedirti in tutti i modi di farlo, proprio perché tu hai ancora tutte le possibilità di vivere. Cioè, l'episodio di Rossa in qualche modo è stato il primo episodio che mi è venuto in mente nel film, proprio perché riconoscendo un'impossibilità di cambiare il destino di Laura Anglaro, che era, come dice l'anestesista, morta da 17 anni, però una giovane tossicodipendente che ha ancora tutte le possibilità. È chiaro, io mi sento solidale col medico, io cercherei in tutti i modi proprio di impedirglielo, dapprima anche fisicamente. Poi evidentemente questa attenzione, questa pazienza, questo stare al suo letto, in qualche modo, qui siamo nella finzione, è come se lei sentisse per la prima volta, che evidentemente lei ha incontrato tanti psicologi, tanti psichiatri, tante persone che le hanno raccomandato, l'hanno pregata di non farlo, e quell'atteggiamento quasi fisico di questo medico in qualche modo lei ha colto un interesse diverso, un interesse anche disinteressato, però che comunque le ha fatto rinviare questa azione, cioè, è come dire: aspettiamo, perché c'è qualcuno che mi ha detto qualcosa di diverso, mi ha fatto sentire qualcosa di diverso. Questo. Sì, io sono dell'UAR e volevo sapere sostanzialmente se lei è d'accordo con il premio che le è stato dato e con le motivazioni del premio, che le leggo brevemente. Affronta il tema del fine vita con spirito laico, sottolineando l'importanza del rispetto delle scelte individuali, mette in luce l'arroganza del potere politico e l'avvertenza dei pregiudizi religiosi nei confronti di scelte che devono essere improntate al principio dell'autodeterminazione. La rappresentazione rende conto della complessità del problema del termine della vita in maniera non riduttiva né ideologica. Ecco, io sull'ultima parola sono in disaccordo con la mia associazione. Io penso che ci sia una ideologia dietro, ma è un'ideologia molto buona, l'ideologia laica, sostanzialmente è l'ideologia del rispetto delle scelte individuali. In questo senso dire che non è ideologico mi sembra sbagliato. Poi, se posso approfittare, un'altra domanda: la scelta della rappresentazione delle persone nel fine vita del letto
come lei sa, come sappiamo tutti, questa rappresentazione giovanile di donne giovani e belle in quella situazione è un'interpretazione non realistica. Lo stesso Englaro, no? Ha scelto di dare l'immagine giovanile della figlia sul letto, prima che fosse sul letto, perché dice che era raccapricciante. Noi abbiamo avuto rapporti con Englaro, immagino che l'abbia avuto anche lei. Questa scelta è una scelta dettata da quali esigenze, ecco. Non allontanarsi dal realismo, ovviamente è licitissima, per carità, allontanarsi dal realismo rende anche più facilmente accettabile la cosa. È cattiva. Il discorso, no, sono abituato a un altro. No, nel senso che è chiaro che quando dico non è ideologico, vanno nel senso, intendendo per ideologia, insomma, mi riferisco a esempi del passato, a qualcosa che blocca la libertà. Io penso che un artista, qualunque esso sia, piccolo, grande, debba, non è una cosa che uno decide con la testa, però avere questa libertà sempre compatibilmente con le proprie possibilità la libertà è legata intimamente alla bellezza, ecco. Il discorso poi lei non è il primo che mi ha fatto questa osservazione. Questa ragazza bellissima e addormentata è un po' riferita, e qui siamo nell'irrealismo, però è riferita proprio a quelle immagini sacre che tutti noi abbiamo visto nelle chiese, queste sante di cera che sono perfette, ed è l'immagine di santa o di possibile santa che è riferita al destino e alla scelta della madre. Insomma, la madre crede disperatamente e rispettabilmente soltanto nel miracolo, e si sforza in tutte le maniere di credere, anche se in realtà non crede, di arrivare a una dimensione di santità eroica, proprio perché pensa che solo credendo si può accedere al miracolo. Quindi quell'immagine di santa è legata proprio al personaggio estremo della madre, che sacrifica la propria arte, la propria vita e gli affetti verso il figlio, verso il marito, in nome di questa impossibilità. Ecco, per me è un'impossibilità, per lei però è una possibilità, perché effettivamente chi crede, io penso, io non credo, ma chi crede non può escludere il miracolo. A Lourdes accadono miracoli, non so, no, proprio chi crede crede nel miracolo. Qui, buonasera. Allora, io volevo domandarle in riferimento all'ultima scena, la scena in cui Rossa sta per suicidarsi e poi decide, girandosi verso l'infermiere, di fermarsi. Sembra questo quasi un gesto di pietà nei confronti dell'infermiere che tanto ha fatto per salvare la sua vita. E dato che la pietà è uno dei punti fondamentali attorno a cui ruota questo film, e dato anche che la pietà è, o almeno pare essere, uno dei punti su cui la Chiesa fa molta, insomma, lavoro di questo genere, volevo chiederle quando è il problema fondamentale di tutti questi eventi. È la pietà che si è trasformata in ideologia fine a se stessa? Ma lì è un problema di intenderci le parole. Io però non parlerei di pietà, perché la pietà appunto è un atteggiamento anche di rispetto, di soccorso, di assistenza, ma anche di accettazione di una realtà, che è una dimensione, se non cattolica, religiosa. Lì è un discorso di
direi più di vitalità, nel senso che questo giovane medico, senza essere uno psichiatra, senza avere nessuno specialismo particolare, è come se avesse infuso in questa ragazza disperata, come se le avesse acceso qualche cosa, le avesse svelato qualche cosa che lei riteneva completamente distrutto in se stessa, per cui non valesse la pena di vivere. La pietà è assolutamente un atteggiamento, un sentimento necessario, ma non è, se mi riferisco alla pietà cattolica, non cambia nulla. Ecco. Una volta si diceva cambiare il mondo, lasciamo perdere il mondo, però non è con la pietà che si cambiano i rapporti umani, ecco, tra le persone. Questa è la mia opinione. Salve. Innanzitutto complimenti da parte di una credente, però, per cui concordo. Questi complimenti sono motivati da questo, che mi porta anche a dissentire con quello che lei diceva prima, per cui il credente in quanto tale spera nel miracolo. No, il credente in quanto tale si affida. Poi se il miracolo è previsto nel disegno, bene, e io trovo la bellezza di questo film proprio nella speranza insita che ha, perché in questa sua difesa estrema della libertà, delle varie posizioni, di questo amore che cambia la visione, ci troviamo un forte messaggio di speranza, quindi questa è testimonianza anche di questa apertura che comunque vedo. Sì, però ha ragione, no? La ringrazio, però l'affidarsi, io non di parole, l'affidarsi vuol dire riconoscere questa possibilità. Non necessariamente come nella libertà. No, non è, però veramente con tutto il rispetto, e con non la pietà, con tutto il rispetto, per esempio di tutti gli ammalati che vanno a Lourdes, è chiaro che c'è la speranza di una guarigione miracolosa, o no? Ma guardi, a Lourdes si dice che poi quello che viene non è tanto la guarigione. Sì, è vero, ha ragione, però poi dopo io penso che nell'animo di ciascun malato incurabile ci sia umanamente questa possibilità. Comunque grazie. Io volevo fare una domanda sulla sceneggiatura più che altro, perché ho notato che come film corale è abbastanza insolito, perché più che tenere presente sempre tutti i personaggi, dedica tipo in 3 punti importanza più a un fatto o un altro, cioè ad esempio all'inizio è più importante la storia di Servillo e dei 2 ragazzi, poi c'è la storia con la Isabelle Huppert concentrata praticamente in un punto, e il finale quasi tutta la storia del medico, quindi volevo sapere come l'ha concepito e come ha concepito gli incastri nelle sezioni, e anche se in sceneggiatura erano diverse rispetto al montaggio. Di sicuro il film è stato architettato all'interno di quei 6 giorni che iniziano col trasferimento di Eluana da Lecco a Modena e fino alla sua morte. Quindi questa è già un'architettura abbastanza che a me piace, nel senso di condensare in un tempo piuttosto ristretto le storie. È chiaro che alcuni passaggi sono stati modificati in montaggio, non si poteva fare, ma non in modo eccessivo, nel senso che questa struttura in buona misura è stata rispettata, però le varie cadenze, tu hai visto che le scene non sono particolarmente frammentate, ma sono anche frammentate. È impossibile in una sceneggiatura, almeno per me, essere così esatti da poi riportare nel montaggio definitivo quello che tu hai scritto, perché
so, tutta quella scena dove c'è il rosario in casa di lei, il rosario davanti alla quiete e poi Servillo nella sede del PDL, sono degli incastri che sicuramente non erano così precisamente riconoscibili nella sceneggiatura. È chiaro, e anche tutto l'apporto, noi avevamo non soltanto il discorso del tempo, ma avevamo il discorso anche di scandire la vicenda sulla televisione. Questo è stato un contrappunto molto importante, che però abbiamo cercato anche di, in un primo montaggio la presenza della televisione era più invadente, poi abbiamo capito che io mi sono convinto che la televisione andava tenuta per quanto fosse necessario, altrimenti erano delle divagazioni cronachistiche, mentre a me interessava, e sono convinto ed ero convinto, che il film sono le storie inventate di personaggi inventati, ecco. Però che hanno sempre quel contrappunto con dei personaggi reali che soprattutto in Italia conoscono tutti. Sì, è vero, sì. Sì, è come se questo era già abbastanza evidente in sceneggiatura, ma nel montaggio è come se noi sentissimo che ad un certo punto bisognava seguire e abbandonare le altre storie e restare anche se poi, come hai visto, anche la storia di Isabelle Huppert ritorna alla fine in quella sequenza che si conclude con la morte dichiarata in Senato di Eluana. Salve, io volevo fargli una domanda riguardo agli specchi, cioè la madre, no, penso questa bella addormentata che dice fate togliere tutti gli specchi. Ecco, perché? Perché non si vede l'areola della santa o perché è dietro non so, un'altra ragione? Grazie. No, la ragione è che lei in un cammino di perfezione nella santità e quindi nel sacrificio, mi sono un po' dimenticato, io anche la mia formazione cattolica, ma mi sono un po' dimenticato di certe parole, però è come se lo specchio è la vanità, lo specchio è un peccato di vanità, e in questo senso rinuncio anche allo specchio proprio perché io sono un'attrice e che ama la mia immagine è fondamentale, ecco. Quindi dal momento che io, senza neanche pensarci, il mio sguardo va sempre allo specchio, rinunciamo anche agli specchi, non in bagno, perché in bagno possono essere utili per il momento, però nella casa rinunciamo anche agli specchi, proprio per andare ancora più a fondo alla propria ricerca assoluta di una, potremmo dire, di una santità impossibile. Non lo so, ecco, quello è il suo cammino, è quello è buono. Mi scusi, Esatto. sempre riguardo all'episodio con Isabelle Huppert, qui. Mi scusi. Sempre riguardo a quell'episodio, ora, sebbene ognuno possa magari interpretarci quello che vuole, visto che lei è qui, però volevo chiederle come mai lei ha scelto di far recitare all'attrice la parte di Lady Macbeth durante il sonno. C'è qualche significato in particolare in questo? Sì, poi un significato c'è senz'altro, poi ognuno cerca il proprio. Adesso non lo dico per un finto
democraticismo, però io il significato che gli attribuisco è questo, che è la sua lotta contro il proprio passato e contro la propria arte. Lei si immagina che sia una grande attrice, e allora questa donna che si mortifica, che prega, che si sacrifica, che si toglie tutto, nel sonno si tradisce, nel sonno è come se il suo inconscio in qualche modo si ribellasse, e quindi lei recitasse Lady Macbeth, o poteva recitare anche un altro pezzo, perché Lady Macbeth è immediatamente riconoscibile, e come svelasse allo spettatore che lei rimane sempre un'attrice, nonostante che faccia di tutto per non esserlo. Questo è. E quindi il fatto che il pezzo sia proprio il pezzo di Lady Macbeth non è importante? No, nel senso che lei no, non è quel personaggio terribile che è Lady Macbeth, no, lì c'era il discorso delle mani, lì dato che la scena doveva essere brevissima, è chiaro che con poche battute tu dovevi riconoscere il personaggio. Non è casuale, però come anche, e questo purtroppo anche molti spettatori italiani non l'hanno riconosciuta, è lei che beve il sangue del vitello all'inizio, è Isabelle Huppert, quando era piccolissima, ecco, a 23-24 anni, purtroppo è molto cambiata, e qualcuno mi ha detto: ma perché hai messo quello? Perché il figlio guarda un film della madre di tanti anni prima, insomma, che lì c'è un'ambiguità, nel senso che la Dama Camelià in quel tempo si pensava che bere il sangue di un vitello potesse essere salutare per chi aveva la tisi. Penso che sia una cosa che non abbia fondamento, però fa una sua impressione, ecco, rispetto al figlio che tanto l'ama, però viene in qualche modo respinto da lei. Buonasera. Le vorrei insomma fare i complimenti per il film in generale, e in particolare mi è piaciuta tantissimo un'idea che lei ha avuto nel film, cioè raccontare il rapporto che c'è tra Tony Servillo e sua figlia. Sua figlia evidentemente ce l'ha con il padre dopo quello che è successo a sua madre, perché da quello che sembra, non so se in maniera metaforica oppure se ha partecipato attivamente a quello che è successo, suo padre ha fatto staccare il respiratore a sua madre che era diciamo in coma. Si vede questa immagine alla fine, quando c'è la riconciliazione tra i due, che lei rievoca questa immagine di suo padre che è come che stia diciamo soffocando sua madre. Alla fine del film invece lei dice: tu la stavi abbracciando, cioè quando sei innamorato vedi le cose in maniera diversa. Mi è piaciuto questo, forse anche questa ambivalenza che c'è, questa finta diciamo morale, apparentemente un gesto che può essere quello come staccare il respiratore di una persona, in realtà era un abbraccio, un gesto di amore, e io ho trovato di un'estrema poeticità questa immagine, questa storia. Non è una domanda, grazie. No, grazie a lei che l'ha messa sul film. No, è chiaro, questo sono contento che lei abbia colto questa cosa, insomma, che è come se l'amore, lei innamorandosi, pur essendo cattolica, ma innamorandosi molto di più di quanto non sia innamorato di lei il ragazzo laico, diciamo, essendo stata fortemente delusa perché lui a un certo punto l'abbandona, seguendo la follia del fratello, però coglie subito una sensibilità che è diventata più acuta,
e di riconoscere e di sostituire al soffocamento l'abbraccio, che peraltro si vede prima, dopo averle staccato la spina, il marito l'abbraccia disperatamente ma con grande amore, ecco. Buonasera, io invece volevo farle una domanda in merito al fratello di Roberto, un personaggio molto arrabbiato, iroso, eccetera. Non ho ben capito per quale motivo fuoriesca tutta questa rabbia. Non è ben chiaro neanche, a mio parere ovviamente, la dinamica che c'è tra lui, il fratello e la madre, che apparentemente fa mancare qualcosa ai figli. Questa è la sua domanda? Lo so, soprattutto per capirci, in un film corale dove ci sono tanti personaggi, non è che quella è stata una scelta a me piaceva che il rapporto di Roberto che incontra la ragazza lì fosse in qualche modo insidiato lui accompagna il fratello che è fortemente disturbato lì alla quiete e che ha verso il fratello una possessività, direi, di tipo patologico, per cui nel momento in cui Roberto in qualche modo risponde a Maria, per lui è intollerabile. Semmai, certamente ci può essere un discorso, ma quello si può fare in un altro film, di perché la madre in quel... certamente, però forse la cosa, non dico più interessante, ma interessante è che Roberto, se vogliamo dare un giudizio, ma così per parlare, non capisce che è proprio rispondendo all'amore di Maria che potrebbe aiutare maggiormente il fratello, e invece in qualche modo cede, ne ha paura, teme che possa avere delle reazioni gravi, per cui rinuncia all'amore per Maria, ecco, che è un meccanismo ed è una trappola che purtroppo succede, il rinunciare, mentre invece non capire che proprio l'essere innamorato di lei può essere di giovamento anche al fratello, nel senso proprio della contrapposizione, della frustrazione terapeutica, nel senso proprio di una maggiore comprensione, di una maggiore resistenza, ecco. Lì invece lui cede al ricatto patologico, diciamo, del fratello e lo segue e abbandona lei. Buonasera. Senta, io volevo chiederle un chiarimento in riferimento alla scelta del titolo e in particolare volevo sapere se nella scelta del termine addormentata ci sia un riferimento lievemente pungente a coloro che sostengono che queste persone non siano morte ma siano semplicemente addormentate. No, lì io invecchiando sono sempre più affascinato dalle fiabe, quindi anche in fondo nelle città dei matrimoni c'è un discorso di fiaba e quindi anche mi sembrava i titoli, sai, si scelgono un po' così perché piacciono, però è chiaro, La Bella Addormentata è un significato capovolto e quindi metto in campo quello che penso io. Eluana dormirà non si sveglierà mai, mentre La Bella Addormentata è più rossa. La Bella Addormentata, ci sono vari addormentati che si svegliano nel film, anche Servillo in qualche modo si sveglia, anche Alba in qualche modo si sveglia, anche persino il figlio di Isabelle Huppert si sveglia, nel senso che dice al padre andiamo via, non c'è più niente da fare, ecco. In questo senso ci sono molti risvegli. Poi qualcuno ha detto
pensando, ma forse lei pensava che Bella Adormitata fosse l'Italia. Sì, uno può pensare anche all'Italia, e tutti speriamo che si risvegli in qualche modo. A quello però io non avevo pensato, però ecco, può essere anche corretto pensare all'Italia. Volevo fare un'osservazione in tono negativo su questo film. Mi sono chiesto in generale perché si fa un film, cos'è un film, cosa serve. È una domanda che ovviamente non si può rispondere adesso, è complessa. Tuttavia uno allora, dal punto di vista dello spettatore va a vedere un film, trova una storia che viene narrata, ci sono dei personaggi, immagino che almeno di solito si possa creare anche un certo meccanismo di identificazione, cioè, o di confronto perlomeno col personaggio. E quindi poi magari lo spettatore poi riflette sulla vicenda, dice guarda qui, assorbe qualcosa. In questo film è difficile fare questo, mi sembra in un primo momento. Perché? Allora c'è una frase del ex presidente Berlusconi che dice io mi sono identificato, ho immaginato di essere il padre. Ecco, cosa voglio dire? I personaggi di questo film sono tutti personaggi che sono veramente impastati nella propria vita personale con una vicenda simile, diciamo, in qualche modo a quella di Eluana, ovvero nell'elenco la giovane ragazza e il padre del senatore hanno avuto una vicenda per certi versi simile, se non addirittura quasi analoga, in segreto, cioè lui stacca, la fa morire. E quindi le loro posizioni sulla vicenda di Eluana sono chiaramente in base anche all'esperienza personale. Il ragazzo giovane, il fratello di Roberto, essenzialmente è uno psichiatrico, quindi cioè, il suo punto di vista è già deviato in qualche modo, è inesattato, eccetera. La signora, non mi ricordo, non ho capito il nome, quindi chiamiamola come tutti fanno, Isabella Jufert, ha lei stessa una figlia in quelle condizioni lì, ovvero il marito e l'altro figlio chiaramente vivono la stessa vicenda o simile a Eluana. Quindi cioè, tutti i personaggi del film sono persone che attingono o sono costretti dalla loro esperienza personale a confrontarsi con la vicenda Eluana, che in un modo o in un altro assumono una posizione. Allora lo spettatore che guarda questo film con cosa si identifica? Secondo me in questo film ci sarebbe voluti perlomeno anche dei personaggi che fossero persone con la vita normale, che non hanno mai vissuto un'esperienza del genere e in questo modo sono chiamati a formarsi un'opinione e magari guardando il film dicono guarda il verduraio cosa pensa, ma io posso pensare come lui o no? Guarda il taxista cosa pensa, posso pensare come lui o no? Se mi trovo invece un personaggio che ha la moglie che l'ha ammazzata lui, cioè non l'ha ammazzata, per l'amor del cielo, io anzi ho sbagliato parola, che l'ha aiutata giustamente, perché sono d'accordo, è chiaro, l'ha aiutata, cioè la mamma che ha la figlia in quelle condizioni lì e poi basta, per cui tutta religione eccetera, cioè dove è nato, dove viene il confronto? È difficile rispondere, no, nel senso che l'opinione, l'emozione, la partecipazione o il rifiuto dovrebbe essere lo spettatore. Non è che io possa mettere dentro dei personaggi che si pongano nel film la domanda che si è posto lei o che si può porre chiunque, ecco. Però ripeto, facendo un film su questo tema mi è venuto naturale di raccontare delle storie che avessero delle connessioni diverse, tutte diverse con questo tema. Se no, come ci insegnavano a scuola, diceva la maestra, scusa tu sei andato fuori tema, se io racconto una storia che non c'entra niente con questa storia, è lo spettatore che si fa un'idea, che dice mi coinvolge, non mi coinvolge, mi piace, non mi piace.
lo accetto, lo rifiuto. Direi che è lo spettatore che è il personaggio che lei invece auspicava fosse nel film. Questa è la mia opinione. Devo anche finire, allora. L'ultima proprio, concludiamo con progetti per il futuro. Ma non credo. Questa di solito è l'ultima domanda, quando si parla per ore e ore con dei giornalisti che poi sintetizzano in poche righe quello che tu hai detto, magari spesso facendoti passare per un imbecille. La domanda dice: ma scusi, quali sono i suoi progetti per il futuro? Questa è una domanda da giornalista. No, io sto pensando, però siccome ci sto ancora pensando preferisco non parlare. Vi ringrazio molto. Spero che questa realtà possa, so che ci sono molte difficoltà, ma spero che questa realtà possa continuare ad esistere, perché se finiscono pure quelle, allora è meglio che cambiamo mestiere. Grazie.